Il Liceo Leonardo oggi 25 aprile incontra i vertici dell'UEPE per un confronto, dibattito con gli alunni in questa giornata molto particolare, anche la proiezione di un video che ha visto gli stessi alunni attori della manifestazione. Sì, oggi noi approfittiamo di ricordare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ne abbiamo approfittato per invitare i genitori di Lorena 40, studentessa del nostro istituto che purtroppo è stata vittima di femminicidio, e per approfittare in questa occasione di sensibilizzare i nostri studenti su questo tema, perché quando si parla di violenza sulle donne la prima domanda che ci si fa un po' tutti è il perché. E io credo che tutti quanti possiamo condividere il fatto che probabilmente si pensa che la donna abbia un posto nella società e che quando decida di discostarsi da questo posto per ragioni personali di carattere lavorativo, perché sceglie di voler lavorare, sceglie di voler avere dei figli, sceglie di vestirsi in un certo modo, sceglie di crearsi degli amici e di condividere con loro le gioie della vita, c'è qualcuno che purtroppo la ferma. Ecco, se vogliamo parlare in termini di numeri, sappiamo bene che è un fenomeno che purtroppo non ha visto regressioni e che è un fenomeno che punta molto anche sulla vittimizzazione secondaria. Spesso le donne anche nei media vengono rappresentate un po' spersonalizzate, leggiamo spesso donna uccisa dal coniuge, dal compagno che sia, perché voleva lasciarlo. Bene, senza magari pensare che quella donna ha un nome e un cognome, che quella donna, e poi rimarcando il fatto che voleva lasciarlo, quasi a cercare una sorta di causa, di giustificazione. Abbiamo voluto tra l'altro far intervenire l'ufficio di esecuzione penale esterna per tracciare anche il profilo del maltrattante, perché il tema della violenza sulle donne non può riguardare soltanto le donne, deve riguardare anche gli uomini, e quindi con la dottoressa Miraglia abbiamo iniziato un percorso che ci accompagna tutto l'anno proprio per relazionarci e sensibilizzare gli studenti al profilo del maltrattante. Dottoressa Miraglia, un'importante iniziativa, oggi un confronto con gli alunni del Liceo Leonardo in questa data importantissima dedicata proprio alla violenza contro le donne. Sì, è una giornata che non deve solamente essere una giornata, ma è un impegno che dobbiamo vivere quotidianamente, soprattutto con i ragazzi, perché è proprio all'interno delle scuole che si deve sviluppare questa sensibilizzazione, questa riflessione sulla violenza delle donne. Oggi forse in un'accezione un po' più completa, a mio avviso, perché ritengo che sia necessario anche iniziare a porre una visione più ampia della violenza che riguarda tutto il circuito appunto della violenza stessa, e che suo malgrado deve comunque contenere anche l'aspetto dell'uomo maltrattante, e questo è quello che oggi faremo all'interno di questa giornata, di questa iniziativa, porre le basi anche di una riflessione su quelle che sono i profili dell'uomo maltrattante, i segnali della violenza, ma anche quello che comunque è doveroso per una società civile, il fatto di prendersi anche non tanto cura ma quanto prendere in carico l'uomo maltrattante per lenire i soggetti, il ruolo anche di una possibile recidiva, affinché appunto questa violenza abbia fine una volta per tutte. Tra l'altro lei dirige un ufficio particolarmente delicato che è appunto l'UEPE, no? Sì, io dirigo l'ufficio di esecuzione penale esterna di Agrigento, che appunto prende in carico i soggetti anche maltrattanti. Nell'arco dei 3 anni abbiamo fatto anche delle attività progettuali proprio per dare significato e senso a questo senso di cambiamento che dobbiamo innescare nei soggetti autori di reato. Abbiamo preso in carico 112 soggetti, abbiamo fatto delle attività di gruppo e anche colloqui individuali con psicoterapeute del centro CAM di Bagheria,
abbiamo all'interno del nostro ufficio un funzionario che si sta specializzando appunto nella prendersi carico di questi fenomeni, soprattutto da un punto di vista anche proprio del fenomeno stesso, perché non dobbiamo dimenticarci che il fenomeno è ha più ampio raggio, quindi noi lavoriamo molto con la rete territoriale, lavoriamo con le procure, lavoriamo con l'ASP, lavoriamo con le forze dell'ordine, quindi è un'attività di sinergia che dobbiamo attivare proprio per contrastare il fenomeno della violenza.